Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andiamo in diretta subito all'inizio del nostro notiziario a Vicenza da Daniele Garbini e da Federico Cibotto, perché sono iniziati i lavori di demolizione nei cantieri TAV delle palazzine di Viale San Lazzaro. A te Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, 1° settembre con oggi inizia, come era ampiamente stato programmato da IRICAV 2, l'abbattimento fisico di queste palazzine alle mie spalle. In questo momento questo è la più vicina al Civico 21. Vediamo anche delle prove d'assaggio della ruspa che ha iniziato a rosicchiare, diciamo così, a sgretolare tecnicamente, è il termine usato da IRICAV, per iniziare un po' alla volta a consumare, ecco, un tratto alla volta questo edificio. Non sarà un'esplosione, un botto, magari come si vede in certi film, ma sarà un'azione progressiva, probabilmente nell'arco dei prossimi 10 giorni. È un momento storico per la città di Vicenza, perché questo è dopo lo svuotamento che è stato fatto all'interno di questi appartamenti, di tutti gli infissi, le parti del riscaldamento. Ora si tratta di incidere proprio sulle strutture murarie. In questo momento garantiamo non si vedono operai e tantomeno la ruspa con la pinza predisposta proprio per sgretolare. Era in azione un attimo fa un'altra ruspa che sta rimuovendo gli ultimi detriti, perché comunque questo fronte, diciamo subito, è destinato a essere il primo ad essere abbattuto per lasciare spazio alle linee dell'alta velocità. Un'operazione complessa, dicevamo. IRICAV 2 ha predisposto dei nebulizzatori per evitare che si sollevino polveri proprio a disturbo della popolazione. È stato predisposto un turni di lavoro che dovrebbero funzionare solo di giorno, e quindi escluso la possibilità di lavorare di notte, e questo è un altro elemento positivo per ridurre l'impatto. Poi anche la stessa viabilità, noi ricordiamo siamo dal lato dei ferrovieri, questo sarebbero il lato posteriore a sud delle palazzine, mentre Viale San Lazzaro dalla parte opposta, dove c'è quella grande arteria che collega Verona. Ecco, quel tratto di strada pare per il momento non essere in qualche modo intaccato nella circolazione. Cose diverse invece per la linea ferroviaria, che in questo momento è funzionante, c'è solo previsto del rallentamento. Probabilmente una notte sola sarà interessata all'interruzione dei lavori. Con un'operazione complessa che in questo momento sta transitando un treno, ecco, dovrebbe proprio essere una notte la sospensione del traffico ferroviario che attraverserà questa linea. Ecco, è un momento storico, dicevamo, perché comunque per Vicenza inizia un periodo probabilmente per 10 anni di lunghi lavori e anche tutta una serie di problematiche da gestire connesse, già previsto, lo diciamo, a fine settimana. I NOTAV si faranno sentire ancora. Giovedì c'è una serata, un incontro tra loro proprio per decidere il da farsi delle controproposte. Noi abbiamo sentito il sindaco Giacomo Possamai a commentare poco fa, che ha commentato così questo momento storico per la città. Ecco, con l'intervista restituisco la linea allo studio. Iniziano gli abbattimenti che erano stati più volte annunciati da parte di IRICAV. Si parte da uno dei condomini di Viale San Lazzaro, poi seguiranno gli altri. Da parte dell'amministrazione comunale la richiesta formale e forte nei confronti di IRICAV è quella di comunicare costantemente con la cittadinanza, di fare in modo che gli abbattimenti siano adeguatamente raccontati, siano anticipati ai cittadini, in modo tale che tutti possano essere consapevoli di ciò che accadrà in questa parte così rilevante della città. Disagi per i cittadini? Avete cercato di tenere sotto controllo la situazione, per esempio? Stiamo cercando di tenere sotto controllo la situazione, nel senso che non ci saranno disagi alla viabilità, perché in particolare questo condominio è localizzato lontano dall'asse stradale. In altri condomini invece bisognerà gestire bene la viabilità e la mobilità, perché ci saranno abbattimenti che interesseranno anche la parte della strada, ovviamente per la movimentazione dei mezzi. L'altro aspetto è quello ambientale, quindi la gestione delle polveri, dell'inquinamento relativo agli abbattimenti, su cui abbiamo chiesto la massima attenzione insieme agli enti preposti, che non sono chiaramente in questo caso soltanto il comune, ma anche quelli regionali e quelli di vigilanza. Diciamo che la prova generale per tutto quello che sarà quello che succederà in città. È il primo grande abbattimento, poi ne seguiranno degli altri, ma è un abbattimento di un condominio appunto molto grande, e quindi insomma è la prima prova di fronte agli abbattimenti che vedremo a Vicenza.
Così il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. A Campomarzo i giostrai recintano il Luna Park per questioni di sicurezza, perché nella notte i giostrai temono che ci possano essere delle infiltrazioni di persone che potrebbero danneggiare le giostre. Campomarzo notoriamente è una zona di degrado e di spaccio. Ovviamente si è fatto il possibile per evitarlo, ma insomma c'è sempre la presenza di sbandati e di persone che possono appunto creare danni. Passiamo agli incidenti stradali. L'ultima vittima sulle due ruote nella Marca è un 53enne di Cornuda, Massimiliano Chiarello, che ha perso la vita ieri sera a Crocetta del Montello. In passato Massimiliano Chiarellotto, coinvolto in un altro paio di incidenti, se l'era sempre cavata, confidando agli amici di sentirsi graziato dalla sorte. La stessa sorte che però ieri sera gli ha voltato le spalle nella forma di un cordolo lungo via Sant'Andrea a Nogarè di Crocetta del Montello. L'urto con il predellino del suo scooterone gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo rovinare a terra e impattare contro un palo, mentre il motociclo finiva la sua corsa in un campo. È morto così a 52 anni Macci, come tutti lo chiamavano, originario di Ciano e residente a Cornuda, dove stava tornando per aver partecipato a una manifestazione motociclistica alla Sagra di Ciano. Una grande passione i motori per Chiarellotto, che lavorava alla Colomberotto Carni di Moriago ed era ben voluto da tutti. Una morte che ha lasciato nello strazio assoluto la madre, arrivata poi sul posto della tragedia quando sulla via c'erano anche i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica. Per fugare ogni dubbio sull'eventuale presenza di un altro mezzo, i militari stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona. Il servizio di Nicola Zanetti e davvero non si arresta questa serie interminabile di incidenti stradali, moltissimi centauri che sono rimasti vittime negli ultimi mesi, e si tenta anche con gli autovelox di fermare questo massacro. A 6 mesi dallo spegnimento sono stati riaccesi i velox fissi nel territorio dei comuni del Campo Sampierese. 4 sono disposti lungo la strada regionale 308, la nuova statale del Santo, e sono stati riaccesi anche in molti altri comuni, per esempio Treviso, dove il sindaco Mario Conte aveva detto: a me non interessa la questione dell'omologazione, non vogliamo fare cassa, vogliamo fare in modo che ci siano meno incidenti. Sentiamo intanto Chiara Gaiani dal Campo Sampierese. Il D-Day è arrivato. Sono ripartiti gli autovelox nel territorio della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese dopo le 2 ordinanze giunte dal Ministero dei Trasporti e dalla Prefettura. Riaccesi 4 velocar Red Speed lungo la strada regionale 308 del Santo e i 2 Enves Evo lungo la strada provinciale 46 Brentana, per ora siti nel comune di Villa del Conte. Una decisione necessaria, ha spiegato il presidente pro tempore dei comuni della Federazione Walter Gallo. Gli apparecchi, che hanno continuato a registrare le velocità dei veicoli, hanno segnalato punte di 256 km/h toccati da auto che percorrevano la regionale 308 a velox spenti, a fronte di punte massime di 150 km/h con i velox accesi. La riaccensione è avvenuta dopo un atto approvato in sede di giunta da 9 comuni aderenti su 10, unico voto contrario quello di Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, che lamenta tra le altre cose la presenza nel suo territorio di 2 apparecchi fissi, uno dei quali, ha precisato il presidente della federazione, sarà spostato a breve nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Nel gennaio 2024 uno dei 2 velox di Villa del Conte era finito nel mirino di Fleximen. È stata una notte di follia a Borso del Grappa, una maxi rissa tra 20 sudamericani all'esterno di un locale con un fuggi generale all'arrivo dei carabinieri. Ci sono 2 feriti in ospedale. Andiamo subito in diretta da Vanessa Banzato con Alberto Pivetta. A te, Vanessa.
Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Proprio una notte di follia, come hai appena detto tu, tra sabato e domenica. L'esterno dell'Eden Bar in via Molinetto a Borso del Grappa è stato teatro di questa notte folle, bicchieri ovunque, bottiglie lanciate ovunque, addirittura un vetro sul retro del locale che è stato spaccato, pare addirittura per andare a recuperare un telefono che era all'interno. Tutto è successo quando il locale ormai era già stato chiuso dopo le 4 di notte, e all'interno nelle ore prima si erano svolte 2 feste, una di compleanno e una festa organizzata proprio dai titolari del bar, del caffè Eden. Una festa tra l'altro che aveva durante le ore precedenti la maxi rissa fatto sì che anche la sindaca intervenisse, Fiorella Rabagnolo, la sindaca di Borso del Grappa, intervenisse perché c'erano dei volumi di musica altissimi e c'erano parecchi schiamazzi, tanto che i residenti nell'area circostante avevano deciso proprio di chiamare le forze dell'ordine perché non ne potevano più. Addirittura c'è chi ci ha confessato che passando in macchina con i finestrini chiusi lungo questo tratto di via Molinetto era stato proprio toccato dal volume altissimo della musica, quindi non osiamo immaginare la situazione quale fosse, situazione che poi è degenerata con questa maxi rissa, queste 20 persone, questi 20 sudamericani che se la sono presa tra di loro, 2 persone ferite, un 27enne e un 37enne che sono stati portati all'ospedale feriti, uno addirittura è stato portato quasi sul ciglio della strada, una situazione tremenda a Borso del Grappa. Ma per tutti i particolari sentiamo il servizio che ha realizzato Francesca Bozza. Notte di follia, quella vissuta a Borso del Grappa all'esterno dell'Eden Garden di via Molinetto, una lite poi degenerata quando il locale era già chiuso. L'indomani quello che mostra la luce del sole è la devastazione più assoluta. A terra vetri, cocci di bottiglie e bicchieri, cibo lanciato ovunque, macchie di sangue. La più evidente, questa sul ciglio della strada a ridosso del cancello d'ingresso al parcheggio. Ed è qui che tutto inizia. Sono circa le 4 quando alla centrale del SUEM di Crespano arriva una chiamata per un codice rosso. Inizialmente sembra un classico codice da sabato sera per una situazione di alterazione alcolica, ma quando gli operatori arrivano sul posto lo scenario è ben diverso. Sulla strada un ferito, si scoprirà poi essere stato trascinato qui. Tra i sanitari al lavoro anche il responsabile del SUEM Pedemontana Emergenza di Crespano. C'era questo sudamericano a terra vicino alla strada con la testa un po' pestata dagli altri connazionali, aveva del sangue, era in alterato stato di coscienza probabilmente da alcol. I medici si concentrano sul ferito, mentre poco distante da loro si scatena il caos. Abbiamo sentito cominciare dei tafferugli e dalle parole sono arrivati i fatti degli amici che aveva lì in birreria con pugni su macchine dove hanno distrutto dei vetri di una macchina, con urla di donne, erano circa una ventina di sudamericani che si urlavano dietro, che si menavano, pugni, calci, qualsiasi cosa, parlavano spagnolo, quindi non si capiva neanche bene la parte degli insulti. Ci hanno chiesto di fermarci perché c'erano altri feriti più avanti. Sono andato a vedere. Volano piatti, bottiglie e bicchieri, pure il cibo, da quanto si può vedere, viene lanciato durante la rissa. Attimi concitati anche per gli stessi operatori del SUEM. Momenti di tensione, momenti dove devi stare un attimo attento perché insomma devi comunque muoverti in un territorio dove ci sono bottiglie rotte, piatti rotti, gente un po' alterata. Mentre i sanitari stanno intervenendo, attimi di tensione anche in strada. A un certo punto ho visto una macchina partire, erano sicuramente un ragazzo e una ragazza, e un'altra macchina si è fermata, era in strada, un'altra macchina li ha fermati muso con muso, sono scesi in 4 dalla macchina che li ha fermati, hanno cominciato a prendere a pugni, a calci la portiera della macchina, credo abbiano rotto il finestrino, la ragazza ha fatto a tempo a uscire, il ragazzo che era alla guida ha ingranato la marcia e ha quasi travolto gli aggressori per scappare. Poi si è girato su una rotonda per tornare verso Bassano, è passato molto vicino alla nostra ambulanza che era lì parcheggiata in parte della strada
e sono scappati uno dietro l'altro in direzione Bassano. Nel frattempo il dottor Tommasi chiede l'intervento di un'altra ambulanza che arriva da Bassano e avverte i carabinieri che intervengono con le pattuglie della radiomobile di Castelfranco Veneto e delle stazioni di Asolo e Riese. Nel frattempo sono arrivati 3 mezzi dei carabinieri e con loro è stato un po' ristabilito l'ordine e la tranquillità. Avevamo 3 feriti, di cui uno era anche l'aggressore che ha spaccato le macchine. Alla fine il bilancio è di 2 feriti, fortunatamente non gravi, entrambi colombiani e residenti nel Vicentino. Un 37enne di Cassola, medicato all'ospedale di Bassano del Grappa con una prognosi di 8 giorni, e un 27enne di Schio, ricoverato all'ospedale di Castelfranco per trauma cranico e ferite al volto, non in pericolo di vita. Al momento restano sconosciuti i motivi della rissa, forse una parola di troppo, forse un apprezzamento verso una ragazza. Anche questo dovranno chiarire le indagini dei carabinieri al lavoro per individuare le persone coinvolte. Nelle prossime ore verranno ascoltati i 2 feriti. Al momento non sono scattati provvedimenti nei confronti dei presenti. Ecco, proprio i carabinieri stanno portando avanti tutte quante le indagini per riuscire a risalire agli autori della rissa, soprattutto alle persone che hanno aggredito i 2 feriti. Tra l'altro ci sono diverse telecamere nelle varie attività che sono presenti su tutto lo stabile, che potrebbero aiutare senz'altro, le cui immagini potrebbero aiutare senz'altro gli inquirenti a risalire agli autori di questa rissa tremenda, di questa notte di follia. La sindaca, l'avevo detto poco fa, Fiorella Ravagnolo, la sindaca di Borso del Grappa, era intervenuta proprio perché era stata allertata dai rumori molesti che si erano verificati, che provenivano proprio dall'esterno del locale, e l'abbiamo avvicinata, l'abbiamo raggiunta telefonicamente per capire un attimo come intende muoversi, ecco, come comune. E io dopo il servizio che chiedo alla regia di mandare in onda vi saluto. Intanto un tavolo con i carabinieri, perché li ho appena sentiti, valuteremo tutto cosa che è successo. Nelle prossime ore la sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo, farà il punto della situazione e delle indagini con i carabinieri. Lei, che sabato sera era arrivata nel locale intorno alle 23, mentre erano in corso 2 feste, un evento di Caraudio Show e i festeggiamenti per un 20° compleanno. Alcuni cittadini l'avevano contattata segnalandole il volume della musica troppo alto. Ieri sera ero passata per far chiudere la musica, perché appunto era una musica talmente alta che i cittadini hanno cominciato a chiamarmi. La situazione era musica alta, dove che ho intimato appunto di abbassare la musica. Loro mi hanno detto appunto che erano già passati i carabinieri e stavano chiudendo la musica. Effettivamente sì, è vero. Subito dopo, quando sono andata a prendere la macchina in parcheggio, la musica l'avevano già spenta, insomma. Poi la festa è proseguita senza musica. Intanto nel pomeriggio la prima cittadina si è recata in via Molinetto, in sopralluogo, per vedere personalmente quello che rimane dopo la maxi rissa fuori dalla birreria. Appesi ancora i palloncini, a terra le candeline, la carta regalo, i piatti usati per mangiare la torta di compleanno, tutti segni di una serata di gioia e festa improvvisamente interrotta da una violenza che resta ancora senza un perché. Francesca Bozza, grazie anche a Vanessa Banzato. Adesso andiamo in diretta a Montebelluno da Lucio Zanato, perché è cambiato il medico di base e pensate, ci sono state code anche di notte di persone che erano in fila proprio per prenotarsi. A te, Lucio. Sì, non è ancora zaino, sono tu. Spettatori di Rete Veneta, intanto lasciami ringraziare i nostri telespettatori, perché sono loro che ci hanno segnalato questa situazione. Allora, 2 i luoghi, diciamo così, che in questo momento stanno un attimo creando dei problemi. Il primo è a Falzai di Trevignano e qui nella sezione, diciamo, dell'ospedale, per quanto riguarda il cambio del medico, come dicevi giustamente tu. Qual è la vicenda? Dal 1° settembre 2 medici smettono il loro compito, sono circa tra un medico e l'altro sono oltre 3.000 pazienti, insomma, che devono essere ricollocati. È arrivata una comunicazione ai primi di agosto, appunto, da parte dell'USL nella zona qui del Montebellunese per il cambio del medico, e siccome il cambio è dal 1° settembre, molti sono venuti per effettuare il cambio. Cosa è successo? Che nella zona sostanzialmente di Trevignano, per dire, c'è gente che si è prenotata
si è trovata davanti all'ufficio che poi è aperto intorno alle 8, già dalla mezzanotte, ma la coda è diventata notevole sin dalle prime ore del giorno, sostanzialmente dalle 4 dalle 5 del mattino c'erano già circa 200 persone che stavano attendendo il proprio turno, tra l'altro un turno che non era segnalato con nessun tipo di biglietto, tanto è vero che sono andati in autogestione, come si dice, nel senso che si sono scritti i biglietti e ordinatamente se li sono distribuiti. Qui invece c'è stata la distribuzione del ticket all'interno proprio dell'ufficio, però siamo a circa 50 all'ora, questa è la velocità dell'ULSS, 50 all'ora sono le persone che riescono ad essere riammesse ai nuovi medici e siccome ormai dei biglietti se ne sono stati staccati oltre 300 e siamo ben oltre, siamo molto vicini all'una, al momento in cui si chiuderanno gli uffici, molti dovranno tornare domani mattina ripartendo da zero con notevoli problemi di nervosismo per la perdita di tempo. Va anche detto che tanti sono gli anziani che si sono recati qui e quindi comprensibile disagio per chi ha dovuto rimanere in piedi per diverso tempo con insomma molte polemiche. Ma proprio per questo allora sentiamo il contributo che abbiamo realizzato questa mattina intorno alle 8:30 circa proprio a Falzai di Trevignato e poi qui davanti all'ULSS di Montebelluna, con anche la spiegazione da parte di un consigliere comunale di Trevignano che racconta perfettamente cosa è successo e anche perché i problemi nascono da poco personale per quanto riguarda l'amministrazione, ma anche problemi per quanto riguarda la parte informatica, perché lo SPID sembra che abbia cominciato a funzionare intorno alle 9. Sentiamo questo e poi linea a te, direttore. Vergogna! È una vergogna! Che numero ha, signora? 247. Ce la fa oggi? Ma non so. No, andiamo a casa. Andiamo a casa. Che numero ha tutti? Che numero 166. E non ti spedi neanche te? E ne ha fatto 7-8 dai 8. Neanche sì, 7. Era quando viene, il pomeriggio? No, invece fuma una sigaretta dopo viene. Non so se ce la faremo. Lei è qua da qua? Speriamo. Io dalle 7 più o meno. E ha già visto tutta una coda? Sì, c'era gente qua comunque dalle 5, dalle 4. Questo è il sistema, diciamo. No, ma voglio dire, il sistema migliore, ma nel 2025 penso. Ma nel 2025 è possibile? Così è purtroppo. Perché c'è questa situazione? Allora, purtroppo il dottor Mini Massimo ha cessato l'attività con il 31 di agosto. Dal 1 di settembre 1800 pazienti sono rimasti senza medico. C'è stata data notizia dall'anagrafe sanitaria che 1000 pazienti verranno assegnati alla dottoressa Sofia Artuso qui a Falzai di Trevignano e gli altri dovevano arrangiarsi. Le persone sono arrivate qui a mezzanotte, qualcuno ha dormito qua, hanno creato dei numeri improvvisati per dare la possibilità a tutti di rispettare la coda. In realtà siamo arrivati a più di 200 numeri e ogni persona ha anche 10 deleghe, i posti sono 1000. 800 persone rimarranno senza medico e a Montebelluna oggi c'è un cambio medico perché anche a Montebelluna il 31 ha cessato il medico in carico e quindi 2 operatori dello sportello dell'anagrafe sono qua, 2 a Montebelluna. Poteva fare anche in via telematica, no? Questo passato? Allora sì, magari io da mezzanotte ho messo la sveglia, ho provato, mi sono messa in collegamento anche con altre persone, altri familiari. All'inizio non si poteva entrare, poi dava errore e per tutta la notte non c'è possibilità. In questo momento alle 7:35 è stata caricata la dottoressa Artuso. Se una persona prova a scegliere la dottoressa Artuso come medico dà errore. Da quando sei che sei qua? Da quanto tempo? Da quando che sono qua? Dalle 7:30 ho preso il numero e sono ancora qui, è passato 2 ore e mezza e siamo in attesa che venga il mio turno, insomma dai. È una vergogna, non dice anche gente che perde il lavoro per gli giovani, ma gli anziani 3 ore, 4, venire a casa a mezzogiorno e star qua in piedi 83 anni, scusa, non è giusto? Quanti biglietti qua? Ma ha preso il biglietto? Sì. Mi fa vedere che numero che ha? 267. E preso a che ora? Alle 9. Quindi con 267 si va. Ecco qua. Qui almeno l'ULSS ha dato i biglietti, perché a Falzai non andavano neanche quelli. Appunto, infatti mi sono visti via da Falzai per qui. Perché non c'ha neanche i biglietti? No, perché ne era un casino. Credevo che dare posto qua invece le compagne. Quanti anni ha? Indovina.
Non lo so. 94. Ed è qua in piedi Sì? ad aspettare il medico, no? No, il medico, aspettare i signori qua. Grazie davvero a Lucio Zanato perché ci fa scoprire un'altra pagina della sanità che è in grosse difficoltà proprio per la mancanza di medici di base, per le liste d'attesa. La sanità rimane un'eccellenza in Veneto, ma ci sono molti problemi anche qui. Restiamo sul versante della salute perché oggi il via al semestre filtro per gli aspiranti medici che seguiranno in presenza le lezioni fino alla fine del mese di settembre. Sentiamo subito Chiara Gaiani con il nostro operatore Cristian Rocchi Allende. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo davanti al lab di ingegneria che è davvero in fermento. Sono 3.600 gli aspiranti medici che hanno iniziato questa mattina le prime lezioni in presenza, per un mese saranno in presenza. Io vorrei davvero ringraziare di cuore Tessa e Alice che hanno accettato di raccontarci come è andata. Sono in realtà in pausa perché poi le lezioni riprenderanno e proseguiranno fino alle 16:30. Com'è andata Tessa oggi? È stata una bella giornata, abbiamo assistito a 2 delle 3 lezioni che faremo oggi, sono state molto organizzate, siamo divisi per gruppi e assistiamo a diverse lezioni, però molto organizzate. Ecco, sì, è uno sforzo quello che l'Università di Padova ha messo in campo, perché immaginate organizzare 3.600 studenti che poi insomma da ottobre partiranno online. Chiediamo ad Alice che lezioni avete seguito. Abbiamo fatto chimica questa mattina, poi biologia, 1 oretta e mezza ciascuno e lezioni di base proprio, quindi sì, c'è chi sa, c'è chi non sa, però comunque sono cose abbastanza basilari per ora. Perché vi state preparando per gli esami che sosterrete tra fine novembre e inizi dicembre. Ecco, ovviamente c'è grande curiosità perché parte questo anno accademico senza il TOLC, ma con questi esami che verranno sostenuti. Io vorrei chiedere a loro che cosa ne pensano di questa organizzazione per i futuri medici. Tra l'altro, insomma, Tessa ci ha detto che vorrebbe diventare neuropsichiatra infantile. Che cosa ne pensi di questo modo di accedere alla facoltà? Allora, secondo me se da una parte dà la possibilità a più persone certamente di provare a inseguire il loro sogno, a raggiungere il loro obiettivo, dall'altra è anche più limitante in quanto la graduatoria uscirà poi solo a fine gennaio, inizio gennaio non mi ricordo, e quindi comunque dovremmo organizzarci in ritardo rispetto alle altre facoltà. Ecco, invece Alice, tu vorresti diventare veterinaria, il percorso, ricordiamo, è lo stesso anche per poi gli odontoiatri oltre che per i medici. Anche per te le difficoltà di Tessa? Sì, sicuramente sì, perché sapere insomma se andrà tutto bene o no a gennaio è sicuramente limitante. Avrei potuto organizzarmi in maniera molto diversa, avere molte più opzioni se fosse rimasto esattamente come gli anni scorsi o comunque come l'anno scorso con la banca dati. Avrei avuto più possibilità di scelta, ecco. A gennaio invece adesso c'è una sola scelta dopo questo semestre. Ecco, queste sono le opinioni dei ragazzi. Direttore, ti lascerei al servizio che abbiamo preparato in redazione, con anche il saluto che intorno alle 10 ha portato qui a tutti gli studenti presenti la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli. La linea dopo questo può tornare allo studio. 3.687 potenziali matricole di medicina, 2.264 iscritte a Padova, 387 a Treviso, il resto suddivise tra odontoiatria e veterinaria. Partito in modo ufficiale il semestre filtro che porterà gli esami da superare in modo obbligatorio fissati a livello nazionale per il 20 novembre e il 10 dicembre. Gli studenti potranno frequentare le lezioni per il primo mese in presenza nel lab di ingegneria in fiera, per poi lasciare spazio ai colleghi che inizieranno a partire da ottobre i corsi del nuovo anno accademico. Saranno da ottobre online i corsi del semestre filtro: chimica, propedeutica, biochimica, fisica e biologia. Per superare il semestre è necessario ottenere i crediti formativi richiesti, un minimo di 18, 6 per ciascun esame. A portare loro il saluto la rettrice Daniela Mapelli. Per tutto il mese di settembre gli studenti avranno la possibilità di frequentare le lezioni anche in presenza.
oltre che per chi non può essere presente di frequentarle online. Siamo passati per augurare a tutti il meglio, per ringraziare anche i nostri docenti, le nostre professoresse, i nostri professori che si sono dedicati tantissimo alla preparazione di questo semestre, e quindi a tutti gli studenti e studentesse un grande in bocca al lupo. Alla fine del semestre a Padova saranno iscritti al primo anno in 686, 56 in più rispetto all'anno accademico precedente. Grazie a Chiara Gagliani, a Cristian Rocchi Allende. Oggi in regia Mattia Pizzaia e Italo Morao. Vediamo due titoli del Gazzettino. Bruno esce per un giro in bici in montagna e non rincasa. Il figlio Gerry, soccorritore, lo trova all'alba. Il ricordo del campione Maurilio De Zolte, successo nel Bellunese. E poi sgomberata la palazzina occupata in via Fra Paolo Sarbi tra scabbia, rifiuti, escrementi e bottiglie piene di urina, denunciate 7 persone. Questo è accaduto a Padova. Adesso andiamo a Mogliano Veneto, dove ci sono problemi di sicurezza come in tutto il Veneto, con furti, spaccate, aggressioni. Mi pare che ci sia previsto l'impiego di guardie giurate nel comune di Mogliano. Andiamo da Filippo Fois e da Nicoletta Rizzetto. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Prendiamo la linea proprio dalla piazza del municipio di Mogliano Veneto. Accanto a me c'è il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato. Buongiorno, grazie di essere qui con noi. E il vice sindaco, nonché assessore alla sicurezza, Leonardo Muraro. Buongiorno. Buongiorno. Dunque si parla proprio da stasera effettivamente. Direttore, prenderanno servizio delle guardie giurate di un istituto privato che quindi affiancheranno le forze dell'ordine la sera. Noi chiediamo subito all'assessore Muraro come si muoveranno queste guardie giurate. Ma è un progetto che lo stiamo portando avanti da qualche mese, abbiamo avuto anche l'ok da parte di tutta l'amministrazione. È un progetto che io ritengo importantissimo, perché avere dalle 22 alle 6 del mattina un operatore con una macchina che è una macchina che fa ordine pubblico, che gira per il territorio, controlla il nostro patrimonio immobiliare, dalle scuole alle quelle che possono essere le nostre proprietà, che vede l'occhio lungo, che segnala e in caso di emergenza chiama i carabinieri, per cui è un importante servizio per il territorio, ma soprattutto è anche un aspetto psicologico di sicurezza per i tanti cittadini che sanno che nelle 9 frazioni di Mogliano Veneto e nel centro storico di Mogliano Veneto c'è qualcuno che guarda, che vede e che chiama le forze dell'ordine nell'eventualità. Com'è la situazione sicurezza a Mogliano? Sindaco, purtroppo abbiamo dovuto dare a volte delle notizie che parlano appunto di mala movida, anche di atti di violenza, di qualche rissa. Sì, non si può mai abbassare la guardia, bisogna sempre avere un livello alto di attenzione, e questo nuovo servizio è un presidio nuovo di sicurezza che va ad aggiungersi a tutti gli altri. Io ho firmato il protocollo d'intesa 1000 occhi sulla città qualche mese fa con il prefetto, che prevede proprio l'intervento della vigilanza privata in supporto, insomma, a quelle che sono le forze dell'ordine. Ma stiamo investendo tanto in sicurezza, fra poco partiranno anche i lavori per videosorvegliare un altro pezzo di città, la frazione di Bonisiolo. Abbiamo rinnovato anche la nostra caserma dei carabinieri, abbiamo sistemato. C'è preoccupazione quindi? C'è preoccupazione, insomma, non si può abbassare la guardia. Noi soffriamo un po' anche la vicinanza con 2 grandi città, quindi Mestre e Treviso, soffriamo un po' anche dal punto di vista logistico. Mogliano ha questa grande fortuna che in qualche caso può essere una sfortuna, perché uno che agisce e fa delle azioni criminali qui a Mogliano facilmente si può dileguare, proprio perché abbiamo 3 uscite autostradali. Insomma, abbiamo una viabilità importante, ecco. Assessore, quali sono le regole di ingaggio dell'istituto di vigilanza privata? Per esempio, può procedere un fermo? No, il fermo no, se più nei casi estremamente, diciamo, offensivi. Il 99% loro hanno l'autorità di segnalare. Come tutti i cittadini, se vedono qualcosa di eclatante devono intervenire. L'utilizzo delle armi è sempre molto limitato, se non per la salvaguardia di se stessi, per cui non possiamo definire le forze dell'ordine. Sono una vigilanza, un qualcuno che è addetto, addestrato, preparato a prevenire, a segnalare
e utilizzare un'arma nell'eventualità fosse attaccato, per cui ci fosse un pericolo proprio di vita. Come ripeto, è importante, però io ritengo importante in tante altre realtà che viene utilizzato da Venezia, Musile e tanti altri luoghi, la deterrenza di vedere una macchina con il lampeggiante giallo che gira con un uomo in divisa è una cosa molto importante sia per il criminale che vede e non sa che tipologia di persona è, ma per il cittadino che si sente più sicuro. Questi sono dei dati che vengono proprio da analisi psicologiche fatte a livello italiano. Dunque Muraro ha detto giustamente l'assessore, anche un effetto psicologico, ed è successo anche in altre città, però l'ultima domanda è un po' d'obbligo, sindaco, cioè il fatto che un ente pubblico si affidi a un istituto privato in un tema delicato come la sicurezza ha creato più di un dibattito, visto che sappiamo anche come lo stato delle casse comunali un po' dappertutto. Io le chiedo, ma costa di meno affidarsi a un istituto di vigilanza privata rispetto che procedere ad alcune assunzioni in più nella polizia locale? Io credo che si deve agire a 360 gradi, non si va escluso nulla, dal controllo di vicinato che è fatto dai cittadini ai volontari della sicurezza. Abbiamo ad esempio oggi giorno di mercato, avevamo i volontari dei carabinieri in congedo, e anche questo strumento che proprio nasce da un protocollo partito dal Ministero dell'Interno che è arrivato alle prefetture, che si chiama appunto Mille Occhi sulla città. Anche questo strumento probabilmente siamo anche i primi ad attuarlo in provincia di Treviso, vada nel verso giusto, quindi di fare sicurezza a 360 gradi. Grazie al sindaco Davide Bortolato. Il sindaco si è dimenticato perché ha tante cose per la testa, ma assieme al sindaco abbiamo definito a nuovo PAO che ci saranno 2 nuovi agenti della polizia locale, per cui abbiamo già condiviso, ma lui ha tante... Tra poco avranno anche il taser. Lui ha tanti pensieri. Avranno anche il taser tra poco. I taser sì, fra poco avremo l'autorizzazione, oltre il body cam abbiamo il drone, per cui siamo ben dotati. Abbiamo bisogno di leggi che ci diano la possibilità di far pesare alla criminalità i fatti odiosi che fanno. E qui dobbiamo rivolgerci un po' più a sud, andiamo verso Roma. Bene, grazie Leonardo Muraro, a Davide Bortolato, sindaco e vice sindaco di Mogliano Veneto. La linea può tornare a te, direttore. Grazie Filippo e ai tuoi ospiti, Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. L'emergenza furti in casa e poi le aggressioni, i borseggi, dal sottosegretario alla giustizia della Lega Andrea Ostellari, una proposta destinata ad aprire un ampio dibattito, e cioè applichiamo il protocollo per le famiglie di mafia, togliamo i figli a chi insegna loro a rubare, così ha detto Ostellari. Sentiamo Chiara Gagliani. Non è una novità perché il protocollo esiste già ed è applicato ai figli di famiglie mafiose, ma la proposta del senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, di togliere i figli alle famiglie che insegnano loro a rubare è destinata a fare discutere. Esiste un protocollo che si chiama Liberi di scegliere, che consente di liberare i figli dei mafiosi da quella morsa criminale. Io credo che quel protocollo possa essere utilizzato anche in altri ambiti, laddove le famiglie educano i figli alla illegalità e non alla legalità. Nell'estate di attenzione pickpocket con Venezia che per poche ore ribattezza persino una Calle della Mandola, il sottosegretario Ostellari spiega di essere al lavoro anche su un altro provvedimento, una proposta di legge per superare la riforma Cartabia e rendere perseguibili d'ufficio reati come il furto con destrezza. Nel frattempo ribadisce: insegnare ai propri figli l'illegalità, io credo sia rubare innanzitutto il futuro ai più piccoli, e questo noi non lo possiamo accettare più. Noi dobbiamo dare dignità a tutti. Se c'è una famiglia in difficoltà va aiutata, ma se c'è una famiglia che insegna ai propri figli solo l'illegalità, io credo che in questo caso lo Stato debba intervenire. Così come facciamo con i mafiosi, lo facciamo anche negli altri contesti. Grazie, questo era il sottosegretario Ostellari. Il fenomeno dei maranza si sta allargando a macchia d'olio in paesi grandi e piccoli nel Veneto. Cosa fare, come intervenire, ci si chiede ogni giorno. E sentiamo cosa hanno risposto alcuni cittadini sentiti da Mirko Cavallin. Bisogna partire dalle radici, secondo me.
non si può risolvere mettendo in prigione, che vuoi o un'istruzione all'inizio o a causa delle famiglie, non so. Però è preoccupante questa zona, perché anche andare in giro di sera do sempre un'occhiata al gruppetto dei ragazzi, perché bisogna stare attenti. Manca anche parecchia educazione, perché mi accorgo anch'io, adesso siamo al mercato, non esiste neanche il buongiorno alle persone che incontri, sì, che da queste piccole cose si vede dove si sta andando, insomma, ecco. Io penso ai carabinieri, a quel lavoro che fanno, e il giorno dopo se li vedono a spasso è un insulto alla gente che lavora, è una cosa assurda, non viviamo in un bel paese. È preoccupante perché si nota un certo disagio giovanile che comunque sfocia in cose che non vanno bene, e sinceramente a me sta cosa qua fa un po' paura, anche perché, ripeto, ho una figlia che comunque ha sui 23 anni, quindi alla fine fa paura, nel senso che i giovani, comunque, io voglio essere ottimista, ci sono anche giovani comunque in gamba e che comunque possono essere delle persone che hanno uno sbocco all'interno della nostra società. È chiaro che questi disagi che ci sono sempre più frequenti. Le famiglie soprattutto, ma iniziare da quelli della mia generazione, noi abbiamo 2 figlie quarantenni, ma tanti nostri coetanei hanno allevato bambini di 40, non adulti da 20. E intanto continuano gli episodi del turismo cafone. Qui andiamo a Venezia, andiamo in diretta ad Anna Maria Parisi e da Tommaso Migotti, il nostro operatore. A te, Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, ecco, senti dalle sirene che siamo effettivamente in diretta, adesso sta passando, vediamo, l'ambulanza, ecco, sì. E poi cercheremo di capire perché, se è successo qualcosa, come sembra, visto il suono a tutto volume, sirene spiegate. Dunque, chissà che non sia accaduto qualcosa a qualche altro turista cafone, direttore, come quelli che l'altro giorno, esattamente nella notte appena trascorsa, hanno scalato arrampicandosi letteralmente lungo il ponte di Rialto, il più antico tra quelli presenti in Canal Grande, e sono stati immortalati da una ragazza, un'avvocatrice famosa che passava di qua a quell'ora, era l'una di notte trascorsa da circa una mezz'ora o poco più. E la foto l'ha spedita al nostro ospite Matteo Secchi di Venezia.com, che a sua volta l'ha pubblicata sui social ed è diventata naturalmente virale, creando indignazione per questo ennesimo comportamento irrispettoso, oltre che vietato, in una città patrimonio UNESCO. Matteo. Sì, la ragazza si chiama Nena Almansi, passava di lì in piena notte, ha fatto la foto, poi ha avvertito subito le forze dell'ordine, l'ha pubblicata il giorno dopo. Noi l'abbiamo raccolta e l'abbiamo pubblicata. Abbiamo detto: con questo abbiamo toccato il fondo, anzi la cima. È l'ennesimo episodio, ma purtroppo noi qua siamo abituati, perché ogni estate è una consuetudine che Venezia diventa palcoscenico per gli imbecilli di ogni nazionalità, che fanno a gara per chi è più imbecille. Ecco Matteo, adesso è caccia da parte della polizia locale, che li ha individuati grazie alle telecamere dalla Smart Control Room del Tronchetto, sede della polizia municipale di Venezia, e caccia questi 2 alpinisti che sembra siano di nazionalità ungherese. Sì, perché la nena li sentiva urlare e secondo lei sono di nazionalità ungherese dalle frasi che dicevano. Poi non si sa, speriamo li prendano e che paghino per l'imbecillità. Certamente, se dovessero essere presi o dopo essere stati individuati,
certamente scatteranno delle misure sanzionatorie molto pesanti, tra cui dei DASPO, così dalle nostre fonti non ufficiali che comunque abbiamo ascoltato poco fa. E dunque, che dire, direttore, qui a Venezia in questa stagione turistica, adesso che c'è anche la mostra del cinema, purtroppo si susseguono e si moltiplicano questi episodi violenti nei confronti di una città che è patrimonio e sarebbe patrimonio da tutelare anziché da violare. Se la terra fosse invasa dagli extraterrestri e la volessero distruggere, sicuramente taglierebbero Venezia e se la porterebbero via. Ecco, e con questa perla di saggezza da Matteo Secchi, ricordiamo di Venezia.com, oltre che componente del gruppo Venice GoldonWars.com, ti restituisco la linea, direttore. Grazie Anna Maria Parisi, un saluto a Matteo Secchi che è da sempre innamorato di Venezia e a suo modo la difende. Vediamo un incendio, le immagini di un incendio che è scoppiato nella notte di domenica a Doppeano. Guardate che rogo gigantesco, è un'azienda chimica, un'azienda che produce sostanze chimiche per l'agricoltura, che è andata a fuoco, si è levata un'altissima colonna di fumo, danni ovviamente ingenti, l'avvertimento subito alla popolazione di non aprire le finestre, poi le fiamme sono state domate dai carabinieri e tutta la zona è stata al momento isolata. Ancora la cronaca nera, è stato rintracciato dai carabinieri a Romano d'Ezzelino, nel Bassanese, un trentenne trevigiano che deve scontare una condanna. Era in compagnia di una ragazza scomparsa da casa. Arrestato dai carabinieri, un trentenne trevigiano deve scontare 2 anni e 1 mese di reclusione per maltrattamenti verso i familiari. Era in compagnia di una ragazza scomparsa nel Trevigiano. L'operazione dei militari di Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino e Nove era in corso per le ricerche partite dai carabinieri di Riese Pio X in provincia di Treviso di una ragazza che si era allontanata da casa alcuni giorni fa e della quale la madre ne aveva denunciato la scomparsa. Sul trentenne arrestato pendeva un ordine di carcerazione del 22 agosto della Procura di Treviso, per il quale dovrà espiare la pena di 2 anni e 1 mese per maltrattamenti ai danni dei propri familiari. L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Vicenza, mentre la ragazza è stata trovata in compagnia del trentenne, suo convivente, in un campo agricolo di Romano d'Ezzelino. Servizio di Federico Fusetti. Da giorni era stata segnalata la presenza di persone all'interno di uno stabile in zona stazione a Padova. Gli uomini della questura hanno trovato 8 occupanti. Eccolo l'interno dello stabile che la polizia ha sgomberato in via Fra Paolo Sarpi a Padova, occupato abusivamente da 8 sbandati. All'interno sono stati trovati 7 cittadini stranieri, di cui 6 irregolari sul territorio, e un italiano. I poliziotti hanno controllato l'edificio in zona stazione dove nei giorni scorsi era stato notato che le travi che chiudevano le porte erano state danneggiate. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la porta forzata e una volta entrati all'interno della palazzina, composta da 3 piani, hanno riscontrato l'occupazione abusiva, accertando la presenza di numerosi giacigli di fortuna e di 8 persone che vi si erano stabilite. Lo stato dei luoghi confermava come vi fosse la presenza di bivacco già da tempo e sicuramente da parte di più soggetti, il tutto in condizioni proibitive per gli stessi occupanti. Infatti, oltre ai giacigli, gli agenti hanno trovato indumenti gettati ovunque, avanzi di cibo, effetti personali vari, bottiglie vuote, escrementi e spazzatura di ogni tipo, che facevano apparire il luogo oramai assimilabile a una vera e propria discarica, con condizioni igienico-sanitarie inesistenti. Gli 8 sono stati denunciati per occupazione abusiva e 2 dei 7 stranieri sono stati portati al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo.
Servizio di Francesco Rattai, le foto ai bambini e atti osceni di fronte ai piccoli in spiaggia, un arresto shock a Bibbione, bloccato un quarantenne impiegato nella reception di un hotel del litorale. Nel suo smartphone gli agenti hanno trovato materiale agghiacciante, non solo centinaia di filmati pedopornografici scaricati a pagamento da un canale Telegram, ma anche suoi video girati mentre compiva atti osceni davanti ai bambini in spiaggia, questi ultimi anche fotografati mentre andavano al bagno. La polizia locale è arrivata a lui, un impiegato nella reception di un hotel di Bibbione, quarantenne, albanese, dopo che numerose segnalazioni avevano fatto scattare l'allarme sull'arenile. Era stata inizialmente una bimba straniera a raccontare al padre di aver visto un uomo nudo nei bagni della spiaggia. Il genitore si era precipitato sul posto, ma l'individuo si era già allontanato. Poco dopo lo stesso è stato visto compiere sempre atti osceni davanti ad altri 2 bambini. Anche in questo caso è riuscito a scappare prima che un genitore potesse fermarlo. Di qui è scattata l'indagine della polizia locale del distretto Veneto Est, che ha iniziato a esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Evidentemente l'uomo non sentiva il fiato sul collo, tanto da continuare a imperversare in spiaggia, segnalato mentre compiva ancora atti osceni davanti a un bambino. Altro inseguimento, altra fuga, finché i vigili hanno individuato prima la sua bici, poi l'albergo dove lavorava e viveva. E qui, nella sua stanza, la scoperta di quanto conteneva il cellulare. Immediato l'arresto, convalidato dalla procura di Pordenone, lo shock in hotel e il sospiro di sollievo per tantissime famiglie, da tempo allarmate per quanto stava accadendo. Servizio di Nicola Zanetti, adesso voltiamo pagina, andiamo a Santa Giustina in provincia di Belluno, è scattata per parlare della preapertura della stagione venatoria, la stagione della caccia è già scattata, accompagnata dalle solite polemiche. Andiamo da Fabio Fioravanzi e da Stefano Bozzi. A te Fabio. Grazie per la linea, siamo a Belluno, chiedo scusa, siamo a Santa Giustina, nella sede della più grande associazione di cacciatori della provincia di Belluno, con il Presidente, per un argomento che mi è parso di capire, conversando con lui prima, sui giornali è detto, nei siti, se cercate sul web, è detto e scritto in maniera che mi pare di capire faccia un po' confusione, perché Presidente, si legge dal 1° settembre in Veneto riapre la caccia. Sì, il 1° settembre in Veneto riapre la caccia a delle specie specifiche che vengono ovviamente descritte da questo regolamento. Nello specifico della provincia di Belluno si apre al capriolo maschio e al camoscio maschio, però non tutte le riserve ottemperano questa apertura e tendenzialmente la spostano all'apertura della terza domenica di settembre, che è quella tradizionale da sempre. È un loro diritto fare questo scivolamento del... È regolamentare, è condiviso anche dai cacciatori, soprattutto nella nostra zona che è ancora a valenza turistica, ci sono tanti turisti per i boschi a funghi eccetera, quindi è una precauzione, una tutela, una dimostrazione di rispetto che abbiamo anche nei confronti di queste persone. Però in realtà in provincia di Belluno non è che si spara da oggi, perché c'è stata anche una preapertura. Sì, in provincia di Belluno il 16 agosto c'è stata una preapertura alla specie cervo per soddisfare le richieste del mondo agricolo per tutelare un po' dai danni che questo selvatico procura. Però anche nel cervo è dettagliata e specificato che si può battere solo il piccolo o il cervo maschio o femmina nati l'anno scorso, specificatamente fusone o sottile. Ma che si possa cacciare tutte le specie cacciabili sarà soltanto quindi dalla terza domenica di settembre. Esatto. Anche là con aperture, orari, eccetera, ma tendenzialmente la terza di settembre è ufficialmente l'apertura. Le ho fatto vedere prima appunto alcuni articoli dal giornale o del web che scrivono, come dicevo in apertura, riapertura il 1° settembre. È una notizia che lei, letta, scritta in questa maniera, definirebbe scritta, posta in che maniera? Ma è posto in una maniera non corretta, perché bisognerebbe specificare, perché ogni provincia ha determinate regole, determinati capi che può abbattere o meno. Sarebbe più consono dire ufficialmente è così, però poi ogni provincia si gestisce in proprio queste aperture a delle specie specifiche. Lei poi prima ha parlato, e mi sembra interessante, del fatto che il cervo è una richiesta degli agricoltori perché ci sono dei danni fatti da questi ungulati alle coltivazioni, e c'è un animale, il cinghiale, che
con determinati permessi è cacciabile tutto l'anno. Il cinghiale, più che altro si usa il termine caccia di controllo, cioè controllo del cinghiale più che caccia. Questo si può praticare da parte di cacciatori specificatamente autorizzati che hanno sostenuto un esame tutto l'anno, anche di martedì e di venerdì. Perché è un animale che devasta. Sta devastando tutto, sì. Quindi diciamo che adesso è un po' leggermente calato anche per colpa del lupo, però comunque chi esercita il controllo cinghiale ha delle regole specifiche da rispettare quando essa il fucile nel fodero, che avvisare la guardia, avvisare il presidente di riserva. Non è proprio tutto facile che si può prendere e andare, bisogna rispettare determinate regole. Mi viene in mente che prima ne parlavamo sempre a microfoni spenti, forse non è il caso della provincia di Belluno, ma anche la nutria. Sulla nutria qui a Belluno per il momento c'è qualcosa, ma non è previsto ancora assolutamente niente. Leggo sui giornali, altrove Riso, eccetera, sì, è una cosa che hanno... Quindi anche lì ci sono degli abbattimenti? Penso che anche lì sia usato il termine controllo, però... Quindi abbattimenti, posso usare il termine abbattimenti, va bene? Non lo so, bisognerebbe sapere esattamente questo come è strutturata il regolamento della nutria. Allora, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza, perché davvero, almeno da parte mia, nel leggere le notizie, ed è il motivo che abbiamo avuto questa diretta oggi, che è il 1° settembre, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza, che abbiate capito un pochino meglio. Da Santa Giustina in provincia di Belluno è tutto, linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanti, al nostro tecnico Stefano Bozzi. Vediamo una notizia dalla prima pagina dell'Arena di Verona. Un camion carico di soia si rovescia sulla regionale tra Nogara e Sanguinetto. L'autista è ancora intrappolato nell'abitacolo. Cartelli ignorati, sacchi abbandonati, siamo ad Istrana, in via Brigata Marche, i rifiuti li buttano ignoti, ma i costi ricadono su tutta la comunità e scoppia la protesta. Sentiamo la nostra redazione di Treviso. E devo pagare chi che le butta le cose, perché non trovo giusto che gli altri devono pagare le cose degli altri. Una strada diventata a suo malgrado una discarica abusiva, sacchi e immondizie di ogni genere. Nonostante il cartello che vieta espressamente lo scarico dei rifiuti, qualcuno continua a liberarsene proprio qui. Succede a Istrana, in via Brigata Marche. C'è un bel cartello grande del divieto di discarica, però secondo me sono ciechi, non lo vedono, vengono qui di notte, a gran parte è di lunedì, ma li rivediamo lunedì di mattina, ma delle volte anche durante la settimana. La beffa e il danno. La beffa, un cartello che resta inascoltato. Il danno, a pagare non sono gli incivili, ma tutti i contribuenti. Perché mai non è stato fatto un controllo di chi le butta qua? Anche perché io dico, ma quando le portano via le pesano, di solito vengono il venerdì, e le pesano, e chi le paga? Io penso che le paghiamo sempre noi, o ci allungano sulla bolletta, o le paga il comune, qualcuno le deve pagare. Però non le paga chi le butta. Non trovo giusto che gli altri devono pagare le cose degli altri. Una situazione paradossale. I cittadini pagano per i rifiuti che non hanno prodotto. I responsabili però restano ignoti. Io chiedo che qui venga messa una fototrappola, perché non è per cattiveria, ma è giusto che viviamo nel pulito, no? Che non dobbiamo vedere sempre tutto sto schifo che buttano qua. Anche perché non ne buttano poco, quando ne buttano parecchio. Di chi ha la responsabilità di occuparsi della questione? Risponde il direttore di Contarina. Sono i corpi di vigilanza che decidono quando è il caso di intervenire e come, perché si tratta proprio di un'attività ispettiva che è delegata proprio ai corpi di vigilanza del Consiglio di Bacino e del comune interessato. Chiarisce poi un dettaglio fondamentale. Allora, le spese sono quelle spese che si addebitano alla cura del territorio, che sono pagate da tutti i cittadini e non addebitate direttamente a chi fa la segnalazione. Chiaramente un atto deprecabile è quello di abbandonare i rifiuti, che per pochi incivili debbano pagare gli altri. Questo non è sicuramente giusto, però non va sicuramente a carico del segnalatore. Il cittadino che si ritrova dinanzi a situazioni simili può comunque segnalare il problema a Contarina. Il numero verde di Contarina, sulla app, sul sito ci sono gli indirizzi per le segnalazioni.
fatta la segnalazione poi provvederemo noi ad avvisare i corpi di vigilanza e a fare la pulizia del territorio con i dovuti mezzi a seconda del rifiuto che troviamo abbandonato. Servizio di Nancy Galdi, adesso vediamo dalla prima pagina del Corriere del Veneto, ore di paura per Gianmario Villalta, curatore di Pordenone Legge, che è una grande rassegna culturale libraria, ricoverato per sospetto infarto e subito operato. Le sue condizioni comunque sarebbero stazionarie. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Italo Morau, ci vediamo tra pochissimo. Prendiamo con una rotatoria particolare, sentiamo. Dovevamo presentare un progetto, noi speravamo che Veneto Strade ci venisse incontro per quel che riguardava l'investimento in questa infrastruttura, così non è, per cui inizieremo a camminare con le nostre gambe. La Regione non finanzia il progetto per la rotatoria sulla Feltrina e allora Pederobba lo fa lo stesso, attingendo le assicurazioni. Abbiamo attraversato un periodo di difficoltà economiche per affrontare le spese necessarie per andare incontro a quelli che erano i danni causati dalla grandinata famosa del luglio 2023. E adesso le assicurazioni verranno riutilizzate e investite nel territorio. Nello specifico sono quasi 400.000 euro che il Comune ha destinato per abbassare abbonamenti scolastici e rette all'asilo, ma anche per l'associazionismo, l'asfaltatura di strade e la rotonda di Onigo. Opera importante per la sicurezza dei cittadini che da Pederobba devono recarsi in municipio, affrontando questo svincolo tristemente noto per la serie di incidenti mortali. Qui il Comune aveva chiesto 20.000 euro alla Regione per uno studio di fattibilità indispensabile per accedere ai fondi ministeriali, purtroppo con esito negativo. Così il sindaco ha deciso di stornare questi soldi arrivati con l'assicurazione da altri interventi per iniziare un percorso di sicurezza stradale dove la Regione non paga, ma sarà comunque presente. Nei prossimi giorni ho già un incontro con Veneto Strade perché dobbiamo realizzare questo progetto assieme. Lo studio, dicevamo, servirà ad accedere ai bandi ministeriali relativi, che comunque finanziano le opere solo per metà. Quindi il Comune, oltre ad autofinanziarsi il progetto, dovrà anche trovarsi i soldi per completare la rotatoria. Ragioniamo su attorno a 1,5 milioni di euro di intervento, il contributo massimo è di 700.000 euro, di conseguenza l'altra metà dovremo metterla noi. Ma il sindaco è risoluto. Come sul Piave, bisogna andare avanti. Sì, esattamente, se mai si inizia, mai si finisce. Questo è l'obiettivo di questa amministrazione da sempre, vogliamo realizzarlo con le nostre forze, con le forze degli altri, ma noi dobbiamo mettere in sicurezza la viabilità del nostro territorio. E ora andiamo a Villorba, dove polemica per alcuni alberi secolari in piazzetta Aldo Moro. Il sindaco rassicura, ne pianteremo altri 40. Sentiamo Eddie Kaliman. Ruspe e motoseghe al lavoro. Piazzetta Aldo Moro ormai da qualche tempo è un cantiere a cielo aperto. Numerose le segnalazioni di chi è contrario all'abbattimento di alcuni alberi secolari che facevano ombra alla piazza, ma sul caso interviene il sindaco Soligo. Posso solo dire portate pazienza perché è un intervento di equazione importante. Pazienza, dunque, i lavori in corso fanno parte di un ampio progetto di riqualificazione cittadina. Io ho fatto 3 incontri pubblici su questo. Ho incontrato i commercianti in separata sede, abbiamo cambiato il progetto quasi 3 volte su indicazioni che giuste che abbiamo attuato. Nel nuovo piano anche la piantumazione di nuovi alberi. Gli alberi tagliati sono 3, 2 sono stati salvati e portati in vivaio per poi essere dimessi a dimora, un gelso e un ciliegio. Quelli che abbiamo tagliato è perché uno non era in salute, gli altri erano, diciamo, che impedivano il percorso pedonale. Ne pianteremo 40 in più, il verde rispetto adesso sarà 200 metri quadri in più, quindi credo che si possa sacrificare qualche albero abbastanza vecchiotto per poi metterne a dimora 40. A Vicenza la scuola dell'infanzia dal Sasso, dopo i lavori ai serramenti, si è conclusa la riqualificazione energetica. Carlo Alberto Inghilleri. La nuova vita della scuola dal Sasso. Siamo nel cuore del quartiere Santa Bertilla di Vicenza. Dopo i lavori ai serramenti si conclude la riqualificazione energetica dell'Istituto per l'infanzia di via Ozanam.
una scuola popolosa, 3 sezioni, 75 bambini. Qui abbiamo terminato degli importanti lavori di riqualificazione. Qua abbiamo adesso visto i nuovi controsoffitti con il nuovo impianto di illuminazione a LED che seguono agli interventi della scorsa estate con il cambio dei serramenti e il lavoro sulla guaina del tetto. È un importante lavoro di benessere e comfort, ma anche di risparmio energetico in una scuola inserita in un quartiere con una grande prospettiva di crescita per le famiglie. Nell'arco di 2 estati, così, si completa il percorso di sistemazione totale della scuola dal Sasso. Vicenza ha tantissime scuole nei quartieri, in tanti casi sono scuole che hanno problemi seri di manutenzione, per cui quest'estate abbiamo messo a punto un piano straordinario di interventi, in particolare nella scuola dal Sasso a Santa Bertilla, che è una delle scuole più importanti della città perché ha 75 alunni con 3 classi. Abbiamo completamente cambiato gli infissi, cambiato l'illuminazione che è diventata un'illuminazione a LED, tutti i controsoffitti, i bagni, la guaina del tetto. È un investimento complessivo tra l'estate scorsa e quest'estate di oltre 300.000 euro. Questo perché è doveroso che le bambine e i bambini, ma anche gli insegnanti e tutto il personale che lavora qui possa stare in un ambiente confortevole. Sono i luoghi di crescita nei quartieri dei nostri bambini e delle nostre bambine, abbiamo il dovere di renderli accoglienti. Le prossime regionali, ancora un caos all'interno del centrodestra con la Lega alle prese con il fattore Vannacci che continua a far discutere, ma soprattutto l'assenza di un candidato del centrodestra e il non avere ancora fissato la data delle elezioni. Sentiamo cosa ha detto su Antenna 3 il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Si fanno 2 nomi, Stefani e Bitonci. Da quello che guarda alla finestra, secondo lei è meglio Stefani o Bitonci? Sono 2 persone molto diverse, secondo me sono molto diverse. A me piacerebbe, a sto punto, tra i 2, preferirei Alberto Stefani. Secondo me ha uno sprint ormai di un altro tipo. Continua a dirsi fuori dai giochi per sua volontà dalle regionali, anche se il suo nome è sempre stato tra i papabili trevigiani in corsa. Ma da per ora spettatore esterno, quello del vice sindaco di Treviso non è un giudizio da poco, anche perché è espressione del carroccio trevigiano che sembra vedere il suo storico peso politico spostarsi verso altre province. Padova, ad esempio, mette in campo i 2 nomi che da più tempo circolano come in pole position come candidati governatori del centrodestra se alla fine la spuntasse la Lega. E Manera va controcorrente rispetto al borsino dei bookmakers. Bitonci nome importante, ma Stefani, per il vice sindaco, più legato al territorio. Quando tu hai fatto anni sul territorio, dopo quando cambi è difficile ritornare. Poi è bravo, Bitonci è una persona bravissima, però tra i 2 io preferirei Stefani. Va da sé che tutto sarà chiaro quando i leader nazionali metteranno tutto nero su bianco. E da Via Bellerio si cerca di capire anche quale sarà l'eventuale ruolo del generale da qualche mese vice segretario federale Roberto Vannacci, che a febbraio aveva fatto intendere di non escludere una sua corsa nel Veneto, dove ha raccolto molto alle europee. Un Veneto visitato più volte negli ultimi tempi e dove si moltiplicano i team Vannacci a supporto del movimento Il Mondo al Contrario. Ma per Manera, europee e regionali sono 2 partite diverse e il giudizio sul generale non è cambiato. Secondo me in Veneto lui non è stato un valore aggiunto. Cioè per l'elettorato che ha la Lega Liga Veneta, che è molto zaiana, molto molto bilanciata, cioè io ogni volta che devo andare da qualche parte, magari anche Vannacci mi diceva ma come mai te ho messo? Cioè, te ho messo come se l'avessi messo io. E dicevo, beh, puoi votare me, perché mentre, non so, in Emilia Romagna ci ha dato un valore aggiunto, cioè il collegio era molto grande, ci ha dato un valore aggiunto, in Friuli ci ha dato un valore aggiunto, in Trentino Alto Adige ci ha dato un valore aggiunto alla Lega. Secondo me in Veneto, lo dico seriamente, abbiamo perso forse qualcosina, perché lui va a prendere un elettorato tenendone fuori in altra parte che è molto più moderato. Cioè chi vota il governatore Luca Zaia, l'ha votato dandogli il 50% alle ultime regionali, non tende a non votare Vannacci. È poca la sovrapposizione, perché è un elettorato diverso, di persone molto diverse, molto più moderate. Poi guardate, però io l'ho conosciuto, è una persona, sì, adesso parte la parte televisiva, molto preparata, non stiamo parlando di una persona insomma, che urla così colà, però secondo me l'elettorato non è molto sovrapponibile, cioè, ma lo dico sinceramente, quindi e poi posso dire anche un'altra cosa, a me piace anche che le elezioni abbiano temi, persone e condizioni territoriali. Alessandro Manera, che è stato ospite del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti, c'era anche Antonella Tocchetto, candidata del Partito Democratico. Vediamo adesso il Movimento 5
5 Stelle, è partita da Maserà di Padova, dove ha partecipato alla cerimonia in ricordo di Giorgio Perlasca, la giornata veneta del presidente dei Pentastellati Giuseppe Conte, fonte del sostegno al candidato di centro-sinistra Giovanni Manildo. Conte ha ribadito l'occasione per voltare pagina, si tratta del campo largo alle prossime regionali. Aspetteremo il candidato, deciderà quando finiranno di litigare, insomma, però di solito in prossimità dell'appuntamento elettorale, quando c'è odor di potere, si cementano e trovano una soluzione. Sorride sulla mancanza di un candidato presidente per la coalizione di centrodestra Giuseppe Conte nella giornata veneta che lo porta tra Padovano e Vicentino. Forte dell'accordo con il Partito Democratico e le forze che sostengono Giovanni Manildo, il presidente del Movimento 5 Stelle ammette che la sfida è tutta in salita, ma possibile. Storicamente è una piazza che il centrodestra, dove il centrodestra riesce a ottenere ottimi risultati. Però ecco, io penso che questa potrebbe essere anche l'occasione per voltare pagina, per dare una svolta e per mettere alla prova un progetto che nasce molto serio, molto concreto, molto credibile. Zaia nel giudizio complessivo dei cittadini ha fatto bene, ma Zaia non c'è più. Strizza l'occhio al Veneto delle partite IVA strette tra tasse e burocrazia, ma anche al ceto medio che non arriva a fine mese, e ampliando lo sguardo all'orizzonte internazionale annuncia che parlamentari, consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 Stelle doneranno €1 milione a Gaza. E noi stiamo cercando di dare anche un segnale concreto, non solo sollecitiamo a tutti i livelli politici, istituzionali l'adozione di misure concrete in Italia e in Europa, cosa che ancora non si fa. Ma nello stesso tempo, come comunità del Movimento 5 Stelle, abbiamo ieri votato, gli iscritti hanno votato anche un gesto concreto, €1 milione a favore delle iniziative in particolare che sono state adottate a Global Sumud Flottiglia. Sono tantissime imbarcazioni che in questo momento si stanno concretamente dirigendo verso la striscia di Gaza per interrompere l'assedio e squarciare anche il muro del silenzio di chi gira a testa dall'altra parte, dell'indifferenza e anche purtroppo della complicità. Una notizia dal Corriere delle Alpi, Nichi Vendola, avete la prima pagina del Corriere delle Alpi, Nichi Vendola accusa un malore a Feltre all'indomani dell'incontro su Gaza. Il leader della sinistra italiana si è sentito male in Piazza Maggiore, esami negativi, in serata è ripartito per un nuovo incontro e oggi dovrebbe essere alla manifestazione della Sagra di Sant'Anna, dove ci sono i candidati trevigiani di Alleanza Verdi e Sinistra. Vediamo il servizio di Elena Dalforno. È stata presentata ufficialmente la lista dei candidati alle regionali di novembre di Alleanza Verdi Sinistra, donne e uomini anche giovanissimi o di grande esperienza che hanno scelto di dedicarsi al territorio con passioni e grandi speranze. È una lista di persone impegnate nel territorio, impegnate con i comitati, con le associazioni per l'ambiente, per i diritti civili. È una lista a nostro avviso molto competitiva, è una lista che speriamo arrivi anche alla doppia cifra. Noi lavoreremo giorno dopo giorno in questi neanche 90 giorni che ci restano alla data delle elezioni. Ecco tutti i candidati con la sola assenza di Lisa Trinca che dichiarano i loro impegni. Il contrasto allo sfruttamento lavorativo, alle morti sul lavoro, agli infortuni su cui purtroppo la Regione Veneto è maglia nera e in particolare il contrasto al fenomeno del caporalato che purtroppo è molto diffuso, soprattutto nel settore dell'agricoltura ma anche in altri settori come quello della cantieristica e della logistica. Ho accettato l'invito di Alleanza Verdi Sinistra a candidarmi per poter portare le battaglie come quella contro il quarto lotto della tangenziale di Treviso sul programma regionale. Voglio impegnarmi sul recupero della mobilità intelligente, la metropolitana di superficie, la bicicletta bisogna poterla usare per andare al lavoro in alternativa all'auto e non solo la domenica per andare a divertirsi. Credo fermamente che bisogna impegnarsi nei temi dell'ambiente, nei temi del recupero e della salvaguardia del territorio, ma anche nei temi legati al lavoro
lavoro e all'istruzione. Faremo e faremo tutti il massimo per lavoro, ambiente e salute. Portare avanti i diritti degli studenti, soprattutto per quanto riguarda le borse di studio che ancora purtroppo non vengono pagate. Porterò avanti diverse battaglie, tra cui quella della tutela ambientale, la lotta al consumo di suolo, ma anche tutte le questioni che riguardano i giovani, a partire dal disagio giovanile, ma anche la salute mentale. Se dovesse vincere, AVS promette di rinegoziare l'accordo con SIS per l'autostrada pedemontana, vera spada di Damocle per chiunque governerà. Le entrate si aggirano su circa 140 milioni di euro l'anno e quindi, facendo i calcoli, dopo i 39 anni purtroppo avremo un buco che si aggira sui 5 miliardi di euro. È giusto rinegoziare quella convenzione perché è tutta a sfavore dei cittadini del Veneto, che dovranno pagare, in termini di tagli di sanità, ambiente e sicurezza stradale, gli errori fatti da questa amministrazione di centrodestra, prima con Galan e poi con Zaia. Servizio di Elena Dal Forno sui candidati di Alleanza Verdi Sinistra a Treviso. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, torniamo subito. Ancora predazioni dei lupi nell'Alto Vicentino, con Coldiretti che chiede che ci sia un intervento drastico per contenerne la presenza. Non è più solo un problema nostro del mondo allevatoriale, ma adesso comincia a diventare anche un problema anche per una vita di comunità tranquilla. Dalla montagna alla pianura, dai pascoli della Marcesina fino ai sentieri a 2 passi dalle case di Marsan, Valrovina, San Michele, la situazione non è per nulla diversa. Il lupo preda e spaventa e ora non è più un problema solo del mondo agricolo. Ormai si è abituato ad essere confidente nei confronti dell'uomo, delle abitazioni, delle case, dei giardini, e quindi anche lui, non avvertendo alcun pericolo nell'incontro appunto con l'essere umano o nei giardini di casa, entra tranquillamente indisturbato e, oltre, come abbiamo visto, a predare prima negli allevamenti, adesso è arrivato anche a predare anche animali domestici. Il dramma è davanti agli occhi di tutti e ormai anche le famiglie che si vedono ammazzare sotto il naso i propri animali domestici, come è accaduto al povero cocker di Valrovina, sbranato nel giardino di casa, vivono le difficoltà che gli allevatori sopportano da anni. Esattamente quanto è accaduto nella malga di Sette Caliere di Enego, dove Wendy, beniamina delle piccole dei Malgari dalla Palma, è stata divorata viva quasi davanti ai suoi proprietari. Lo stesso destino subito da decine di vacche, asini, pecore. Noi più volte ci siamo fatti sentire anche in maniera forte e importante. Ovviamente sappiamo che è un percorso lungo e difficile, però bisogna arrivare comunque a un controllo e a una gestione numerica di questi esemplari, perché la situazione sta scappando di mano. Coldiretti bacchetta tutte le istituzioni che sulla carta, a parole e con progetti, hanno sì posto le basi per fare qualche passo in avanti in questa situazione così complessa, ma che di passi in avanti veri e propri non ne hanno fatti. Ora bisogna avere un approccio più pragmatico e arrivare a un controllo di gestione, che è un po' il percorso che si sta costruendo in Europa. Poi però non bisogna dimenticare che anche dal punto di vista nazionale e regionale bisogna fare ognuno la propria parte e non giocare al solito gioco dello scaricabarile, ma arrivare ad una concreta attuazione di un piano che permetta la sopravvivenza anche degli allevatori. A Cison si è svolto il 54esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze, tante le presenze anche fuori regione, con l'appello dei sindaci finché non debba mai mancare per il territorio il contributo degli alpini. Lo sappiamo benissimo quante volte arriva l'inverno nei nostri gruppi, nelle sezioni, perché siamo uomini, non dobbiamo nasconderci dietro a paraventi. Però dobbiamo avere la resilienza e la speranza che hanno questi alberi. Sanno la certezza, sanno che dopo l'inverno arriveranno nuove gemme. Il rinnovamento degli alpini è stato il tema del 54esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze di Cison ed è stato il cuore dell'orazione tenuta dal presidente degli alpini di Bassano, che ha voluto stimolare una riflessione sul futuro delle penne nere dopo l'appello che il sindaco di Cison ha lanciato a nome di tutti i primi cittadini. Cari alpini, io oggi mi sento di chiedervi di non mollare
le nostre comunità, la mia comunità, ha bisogno di potervi indicare come testimonianza costante e quotidiana di che cosa vuol dire il senso del sacrificio, il prendersi degli impegni, il rispetto, il lavorare in gruppo. Valori da consegnare alle nuove generazioni coinvolte in associazioni che ne condividono gli ideali, partendo però dai più piccoli, come qui tra le steli dei 2411 alpini andati avanti. Noi guardiamo il futuro con le giovani generazioni, che i ragazzi elementari li abbiamo chiamati per piantumare nuovi alberi qui al bosco. Questo memoriale è non solo memoria, ma anche vita, ed è vive 2 volte con loro. Tra i sostenitori di questo memoriale anche lo storico presidente della sezione di Conegliano Giuseppe Benedetti, scomparso una settimana fa, e qui ricordato con il suo cappello e nelle parole del vicepresidente nazionale Alessandro Trovant. L'unico invito che ti posso fare, Beppo, da lassù, quando vedrai uno di noi stanco, magari un po' arrabbiato, dagli una mano e fa che prosegua. Poi la celebrazione presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto che, citando il Vangelo di questa domenica, ha ricordato l'altruismo degli alpini. E sembra proprio che i brani biblici di questa domenica siano stati scelti per incoraggiare persone che non scelgono i primi posti e che fanno il bene senza aspettarsi il contraccambio. Un raduno seguitissimo con diversi momenti che hanno toccato i presenti, come la deposizione della corona sulle note del Lino del Piave. E rinnovando l'appuntamento al prossimo anno per il 55° raduno e alla prossima domenica per il pellegrinaggio sul Monte Tomba che Antena 3 trasmetterà in diretta, l'ultimo canto alle penne mozze è stato per il Signore delle Cime. Le tue montagne. Servizio del tenente di artiglieria degli Alpini Lucio Zanato. E adesso sapevate che esiste una pianta tricolore, il frutto di prove e innesti di un vivaista di Santa Lucia. Immagini dell'inaugurazione della scalinata degli Alpini di Conegliano del giugno scorso, uno dei tanti momenti importanti del raduno triveneto del centenario, che però pochi sanno ha fatto anche da laboratorio a cielo aperto per uno straordinario prodigio della natura e della caparbietà di un vivaista. Alla base dei pennoni sono state messe a dimora diverse piante di quello che potremmo definire un gelsomino patriottico. Una definizione quanto mai calzante, visto che le sue foglie sono rosse e bianche, oltre che verdi. È una mutazione della foglia. Diciamo che la pianta fa questa caratteristica qua che muta la foglia. Io ho fatto le aiuole ai monumenti nuovi che abbiamo fatto qua in giugno degli Alpini a Conegliano, e ho fatto le aiuole con questa pianta richiamando proprio la bandiera italiana. Un gelsomino con foglie a colori mutanti esiste da tempo, ma la caparbietà di renderlo così pieno e soprattutto proporzionato nelle 3 colorazioni della bandiera nazionale e con il rosso che si fa vivo con il freddo dell'inverno è frutto di anni di prove e studi da parte di Mauro De Conti, che ha scelto questa varietà per la sua robustezza. È una pianta che si presta a stare dappertutto, in pieno sole, in ombra, mezz'ombra, come in vaso. Addirittura si può portare anche i nostri cari in cimitero e mettendo un panno per osmosi sotto nel sottovaso, ci dura anche per tanto tempo. E proprio per la rusticità della pianta, il vivaista patriottico spera che il gelsomino tricolore venga adottato dalle istituzioni per i monumenti, come ha già sperimentato positivamente per Conegliano. Come le è venuta questa ispirazione? Perché mi prende proprio come pianta, perché non ha bisogno di manutenzione. L'unica cosa è che non bisogna bagnarla troppo, ma anche se si lascia disidratata lei chiude gli stomi, riesce a sopportare, è molto resistente alla siccità, cioè non serve quasi bagnarla, capisce? E per concludere ci confida Mauro
che in realtà questo gelsomino patriottico l'ha sviluppato pensando agli italiani. Ha la stessa rusticità di un'edera, consideriamo, ecco così. Ma un po' come gli italiani che alla fine resistono sempre. E ci siamo abituati, adattati alla resilienza, alla resistenza, ecco così. Quindi questa è la nostra pianta? Sarebbe la nostra pianta, sì, dell'italiano. Tanto prosegue la mostra del cinema di Venezia, ieri grande successo per Il mago del Cremlino con Jude Law, la storia, l'ascesa di Vladimir Putin, raccontata da quello che era stato ovviamente nella finzione cinematografica il suo spin doctor. Oggi vediamo la consegna del Leone d'Oro alla carriera all'attrice Kim Novak. Sentiamo il servizio di Lorenzo Maier anche su un film interpretato da Pierfrancesco Favino che riguarda un maestro di tennis. Nel giorno in cui all'Idolo, al 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arrivano Jude Law e Adam Driver, protagonista assoluto è il maestro, con Pierfrancesco Favino, un sorprendente bambino attore come Tiziano Menichelli e il regista Andrea Di Stefano. Il mondo del cinema e della cultura non deve avere paura di esprimere le fragilità dell'uomo e delle persone e deve sapere valorizzare. Questo è il potente messaggio del film. Come ti sei trovato in questo ruolo? Molto bene, è uno dei primi perdenti assoluti che mi viene dato la possibilità di fare. Sono molto contento perché credo che attraverso questo ruolo ho potuto esprimere delle cose che in altre occasioni forse non ho avuto modo di tirar fuori, anche personali, e quindi è una cosa che secondo me in qualche modo è una novità nel mio percorso, e Andrea mi ha dato la possibilità di fare un personaggio meravigliosamente fragile e imperfetto, quindi mi sono molto divertito e al contempo anche intenerito a poterci star dentro. Questo è un po' il cuore del film. Secondo me fin dall'inizio avevamo voglia di raccontare due sconfitti che in qualche modo nell'incontro, nell'aiutarsi l'un l'altro, trovano una vittoria. Se una persona è fragile è proprio quella persona che non te lo fa vedere. Anche se tu puoi vedere Raul Gatti sempre attivo, felice, magari è proprio la persona più fragile tra quelle che tu non ti aspetti magari che possa essere fragile. Io penso che la fragilità sia il cuore di quello che facciamo, mostrare le nostre fragilità attraverso i film, avere la possibilità di condividerle, ci ricorda che siamo degli esseri umani con tutti i nostri difetti. Poi Favino, nei panni di un maestro sempre sconfitto, veste anche la figura dell'intervistatore. Il vostro rapporto con Venezia, con la mostra di Venezia? È la prima volta che vieni? Io sì. Che effetto ti fa? È strano un po' perché comunque qua la gente al posto della macchina è alla barca, quindi non sono abituato. Per me è sempre meraviglioso, tutte le volte che vengo mi riconnette con quando avevo poco più dei suoi anni e stavo qui con lo zainetto a guardare i film, e stare da questa parte è sempre emozionante, sempre bello. Non so se sapete che ieri o l'altro ieri c'era qui la Coppa Davis. Siamo arrivati che era qui, hanno saputo che arrivavo, l'hanno smontata. Come mai? Perché hanno visto il film, secondo me. Okay. A tutti i telespettatori di Antena 3 un bacione, ben rivisti. Servizio di Lorenzo Maier, gli ospiti di questa sera a Focus: Joe Formaggio, Jacopo Maltauro, Alessandro Manera, Alessandra Nava, Nicolò Rocco e Andrea Zanoni. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, grazie ai nostri registi Mattia Pizzai e Ettore Morau. Ci vediamo stasera alle 21:15, buona giornata.